Entriamo nella casetta di Felicino Pili, il suonatore di Launeddas, che fa anche a tempo perso il pescatore. La moglie gli porta lo straccasciu, l'astuccio, dove egli tiene le varie specie di Launeddas, che adesso monta, incominciando dal basso, su tumbu, in 2 canne, che è attaccata alla mancosa e con la destrina. Per il musicologo è interessante, anche per il fisiologo, la tecnica dello strumento, specialmente per i fiati, che domandano una continuità sorprendente. Il basso su tumbu deve mantenere un pedale indefinito per delle ore. Questo lo si ottiene con un addestramento speciale. Osservare come egli gonfi le gote, formandone in funzione di mantice come una boccia elastica, dalla quale spinge la sufficiente riserva d'aria nelle 2 canne e nello stesso tempo procede rapidamente a inalare una profonda nasata d'aria che provoca nell'inghiottimento un leggero singulto percettibile come un tonfo sordo nella registrazione fonografica. Cessa nel Campidano il concordo armonico delle antichissime canne e lo riprendono nelle barbage le voci umane dell'Ussertu di Mamoiada e del tenore di Orgosolo, che si perfezionano in questa profonda, suggestiva polifonia religiosa della Gallura.